Il decreto del Presidente del Consiglio che istituisce la zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale. Si tratta di una straordinaria opportunità di sviluppo che arriva al culmine di 2 anni di lavoro che hanno coinvolto oltre alla Regione e a tutti gli enti pubblici interessati le principali associazioni di categoria e sindacali attive sul territorio. L'istituzione della ZLS prevede benefici fiscali, agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese e crediti d'imposta per le aziende che effettueranno investimenti in strutture produttive dell'area. Questa sarà un'occasione unica per questi territori, un motore di sviluppo che va fatto girare assolutamente a pieno regime. È un'occasione per le imprese che decidono di venire a investire qui, a Venezia e nel Polesine, e qui avranno agevolazioni fiscali, avranno agevolazioni amministrative e burocratiche, insomma un'occasione davvero importante. Venite a investire a Venezia e nel Polesine. Secondo il sottosegretario alle imprese Made in Italy Massimo Bitonci, l'istituzione della ZLS sarà in grado di attrarre e trainare occupazione e investimenti. Le stesse imprese italiane che hanno delocalizzato potrebbero decidere di far ritorno a casa. Per il parlamentare e segretario veneto del PD Andrea Martella, con la zona logistica semplificata c'è l'opportunità concreta di rilanciare Porto Marghera e avviare un lavoro di sviluppo non solo delle aree direttamente interessate, ma di tutto il Veneto.